Intanto io preparo la base, anzi le basi per il risotto, perché dato le teste mi sa che devo dividerlo in due. Va bene. Ecco qua, allora, cipolla tritata. Quindi prendiamo la cipolla. Allora, adesso tu stai tritando allora, io sto tritando la cipolla cipolla per fare il risotto. Di solito non metto tanta cipolla, però ovviamente la divido in due pentole grandi. Ci metti anche l'olio, Franca, per favore, sotto. Allora, io metto l'olio all'inizio e il burro alla fine. Non si può mantecare il risotto con l'olio. E qua credo che anche la Rizzi sia d'accordo, vero? Assolutamente. Abbiamo avuto tante volte occasione di dirlo questo. In tutte e due. Magari ne facciamo partire prima una e poi l'altra, di modo che anche il risotto non viene cotto tutto insieme, vero? Certo. Cipolla a soffriggere da una parte e dall'altra. Prendo il pacchettino del riso, un assaggino di riso. Perfetto. Qua aspettiamo ancora un attimo perché va più lentamente, voglio che vada più lentamente, così do modo di dare le cotture diverse. Vialone nano preferisco sempre per i risi o per i risotti. Vialone nano o carnaroli per quanto mi riguarda. Sfumo col vino bianco e comincio a mettere il brodo. Insieme ai primi 3 mestoli di brodo metto anche la zucca che ho precedentemente cotto in forno. Il brodo nel risotto io lo aggiungo poco per volta, mai tutto insieme. Ci sono tante scuole di pensiero però riguardo questo. C'è chi lo mette subito tutto e poi non gira più il riso, chi mette il brodo poco per volta ma non gira il riso. Io invece metto il brodo poco per volta e il riso continuo a girarlo, mi piace di più. Viene anche più buono, no? Facciamo far cuocere. Allora io mi metto qua un attimo e gli amaretti li vado a sbriciolare. Semplicemente così, sbriciolati. Buonissima, davvero. Che buono. No, non lo mangio tutto, non te lo voglio proprio rubare tutto, anche se lo farei. Un angolino. Noi abbiamo proprio dei buoni formaggi, voi avrete dei buoni salumi. È vero, è vero, è vero. È vero. Noi abbiamo più maiali e voi più vacche. Hai ragione. A 2 e a 4 zampe. Perfetto. Al dente giusto. Montasio. Un'altra noccina di burro. Incorreggibile. E un po' di parmigiano, una forma. Il risotto deve Sì, essere ce n'è. all'onda, così. Mi raccomando. Non mi fate i risotti con la cazzuola che rimangono lì. Perfetto. Sopra ogni piattino mettiamo proprio una spizzicata di polvere di amaretti. Lo spreco. Mi passi la salsina per piacere, Rizzi?